Lunedì 11 giugno 2012, presso il Centro Congressi Alta Forum di Campodarsego, la FIPAV di Padova ha organizzato la festa delle premiazioni 2011-2012. Sono state invitate tutte le società che hanno ottenuto promozioni in campionati regionali e nazionali, nonché arbitri e dirigenti, che si sono distinti durante l'anno. Non sono mancati gli inviti alle squadre vincenti i campionati di divisione e giovanili. Una serata dal tutto esaurito in ogni ordine di posto, per celebrare una vittoria che premia un movimento, con i suoi 10.292 atleti, 2.182 dirigenti, 629 allenatori e i 118 arbitri. Risultato ancora una volta al terzo posto per numero di tesserati in Italia, centrando così un obiettivo prestigioso se confrontato con quello di grandi città come Roma e Milano. Grande forza del volley padovano, abbiamo visto essere la terza dimensione nazionale dopo Roma e Milano, quindi grande onore alla quantità della dimensione del pallavolo padovana, ma soprattutto alla qualità della proposta. Come dicevo prima dal palco, a me piace sottolineare come si propone la pallavolo a Padova, oltre che i risultati tecnici, oltre che alla sua dimensione, si propone in modo serio, in modo corretto, in modo con il quale coniuga spesso sociale e solidarietà, tanto è vero che questa sera la pallavolo Padova, la federazione e tutte le squadre insieme hanno dato un segno di riconoscimento a Modena come città terremotata, ma lo stesso riconoscimento va alla città della Speranza e al QAM, quindi uno sforzo elevato anche quantitativamente dal punto di vista economico della pallavolo Padova per rafforzare questo connubio sport sociale, sport e solidarietà, ma sport anche educazione e formazione, perché tutto lo sport giovanile, ma la pallavolo in particolare, aiuta a crescere bene i ragazzi e le tante ragazze che frequentano la pallavolo. Ineccepibile la presentazione del giornalista Massimo Salmaso, che ha messo in luce le particolarità delle squadre premiate. In un momento così difficile per lo sport, a causa della crisi economica, le società saranno costrette in futuro a scelte difficili, ma c'è chi non si perde d'animo. Noi siamo ben stati contenti di essere stati promossi in B1 e di aver ottenuto questo grande risultato, tra l'altro con una squadra di giovani. Quando ci siamo trovati a dover scegliere tra il poter far bene le cose, abbiamo scelto di dedicare tutte le nostre energie e tutte le nostre forze, soprattutto umane, al settore giovanile. Noi speriamo in futuro con le nostre squadre giovanili di tornare ad essere forti anche con le squadre più grandi. Molti gli arbitri premiati ed un riconoscimento speciale è stato dato ad Andrea Poecher per la promozione al ruolo internazionale. Tra gli altri, decisamente emozionato il vincitore del premio in memoria di Stefano Previatello. Sicuramente, come ha detto il presidente Stefano Camporese, è un premio di grandissimo valore che fa onore a un arbitro essere diciamo premiati con questo premio, che è da circa una decina d'anni che è stato istituito. E la figura che viene così è un memorial. Questa figura per me è una figura stata veramente molto importante per il comitato e per tutto il movimento della pallavolo. Io sentirmi premiato con una targa così a ricordo è stata una cosa con molta soddisfazione ed è stato un premio, diciamo, all'impegno che io sto affrontando questa attività. Le squadre sono state premiate da partner importanti, come il padrone di casa Ruggero Agostini, presidente della Banca Padovana, Stefano De Bortoli, amministratore delegato di Micasa, Antonio Germani, amministratore delegato di Fidia Farmaceutici. La festa delle premiazioni non è stata solo l'occasione per consegnare delle targhe, ma anche quella di mostrare dei gesti concreti di sostegno e solidarietà. Nel corso della serata sono stati consegnati 3 contributi per un totale di 17.000 euro. Il primo di 6.000 euro è andato a una vecchia conoscenza, la Fondazione Città della Speranza, da anni ormai gemellata alla pallavolo padovana. La presidente Stefania Fochesato ha ricevuto il contributo che andrà a sostenere l'attività della Torre della Ricerca appena inaugurata. Ancora 6.000 euro per il QAM Medici con l'Africa, associazione impegnata nel sostegno del reparto pediatria dell'ospedale di contea di Airol nel Sud Sudan.
A ricevere il contributo è stato Andrea Azzori. Il momento più toccante della serata è stato quello della consegna di 5.000 euro a Luigi Tondelli, presidente della FIPAV Modena. Tondelli ha ringraziato commosso l'intero movimento padovano, che ha mostrato grande solidarietà verso le popolazioni colpite dal sisma. Nel contributo era inclusa anche la somma che si sarebbe spesa per il rinfresco post premiazioni, che si è scelto di non fare con la totale condivisione delle società premiate. La FIPAV Padova ha informato che è stato aperto un conto corrente bancario nel quale si potranno versare i contributi per sostenere chi, nelle zone terremotate, opera all'interno del movimento pallavolistico. In coda alle premiazioni si è voluto ricordare che la FIPAV regionale dal 3 all'8 luglio organizzerà ad Abano il Trofeo delle Regioni, una manifestazione imponente la cui riuscita dipende dall'aiuto di tutti. Imponente, oltre che importante, è la manifestazione maggiore a livello di Federazione Italiana Pallavolo per i settori giovanili. Ci sono praticamente i migliori atleti, ci saranno i migliori atleti under 16 e le migliori atlete under 15 che per 5 giorni dal 3 all'8 luglio si contenderanno il titolo di campione italiano del Trofeo delle Regioni. È una manifestazione, come dicevo prima, che portiamo nel Veneto per la seconda volta nelle 29 edizioni. L'altra volta è stata fatta dal Veneto nel 2005 a Jesolo, quest'anno l'abbiamo voluta portare a Padova perché da 2 anni Padova ha lavorato benissimo con 2 finali nazionali, dimostrando anche dal lato organizzativo di essere quindi pronta a gestire assieme al Veneto questa importante manifestazione. Anche quest'anno l'iniziativa del Comitato Provinciale ha confermato una grande partecipazione da parte delle società sportive. Si è conclusa anche la stagione sportiva 2011-2012, l'ennesimo bagno di folla, perché eravamo, penso, al limite della capienza di Alta Forum. Messaggi continui che il Comitato Provinciale vuole continuare a dare. La pallavolo non può essere un fenomeno solo sportivo che si gioca solo nelle palestre, è un movimento, quello padovano, che invece deve rappresentare proprio un traino per far capire e far crescere le persone proprio come dei cittadini veri, che non possono non essere al passo coi tempi e non vivere i problemi reali che ci sono. In questa serata sono stati dati dei contributi alla Fondazione Città della Speranza, al CUAM, al Comitato di Modena per i terremotati. Tutte cose che provengono dal voler lavorare insieme e da poterlo fare, perché tutto il movimento della pallavolo padovana, dalla A1 al mini volley, si sta muovendo in questo senso. Speriamo che anche nelle prossime stagioni sportive questo possa succedere, possa crescere, ma io penso che anche se riuscissimo a tornare ad avere questi numeri identici a quest'anno sarebbe già un grosso successo. Noi ce la metteremo tutta e siamo sicuri che tutte le società stanno lavorando nello stesso binario.